Cari telespettatori, rieccoci insieme ad affrontare un tema che è molto importante. Abbiamo già accennato anche in passato alla valenza sociale e non solo, pratica, che hanno gli uffici postali, soprattutto per il territorio, per le persone anziane in modo particolare. E purtroppo più passa il tempo, quindi non solo gli sportelli delle banche chiudono e spariscono in tantissimi paesi, ma anche quelli postali. Sembra incredibile, ma è così. Cosa sta succedendo? Che cosa soprattutto può fare e sta facendo il sindacato dei pensionati e il sindacato anche che tutela questa categoria che è quello dei lavoratori della comunicazione, telecomunicazione in questo caso? Ne parliamo con i nostri ospiti. Nello spazio dello SPI CGIL del Veneto abbiamo il piacere di avere Marco Dauria, segretario SLC CGIL Veneto, o Dauria? Dauria. E Luciano Mila, ben ritrovato, che è segretario generale SPI CGIL di Rovigo. E quindi un'area anche molto particolare, dove credo ancora di più, quando parliamo di sportelli postali, hanno una loro valenza. Cosa sta succedendo? Lo spieghiamo anche a chi magari non se n'è accorto, perché non è detto che tutti abbiano avuto contezza di questo, ma anche gli orari si sono ristretti. Uno diceva apriteli di più, concedete il ritiro anche della raccomandata, della pensione. No. Beh, è successo che l'azienda ha utilizzato, per non dire sfruttato, una grande opportunità che si è celata dietro il Covid, perché noi abbiamo pagato la prima stop importante degli uffici postali durante la pandemia. Per ragioni legate alla questione sanitaria si è iniziato a chiudere gli uffici postali dicendo alle persone di spostare, le proprie abitudini verso i servizi digitali, ma senza fare un vero e proprio accompagnamento alla digitalizzazione e alfabetizzazione digitale delle persone. Quindi noi abbiamo riscontrato alla fine di questo percorso una sorta di esclusione degli utenti dagli uffici postali. E non solo da quelli, parliamo di tutto quello che è il mondo dei servizi in particolare, vige un po' ormai l'anarchia del arrangiati a fare tutto da solo, e tutte quelle figure intermedie come poteva essere un ufficio postale stanno venendo meno per un disegno solo ed esclusivamente, a nostro avviso, di profitto, perché comunque stiamo parlando di un servizio che si riduce, ma per un'azienda che solo quest'anno ha maturato 2 miliardi di utili. Perché quando stiamo vedendo delle immagini degli uffici postali, non è solo l'ufficio postale di una volta, no? Dove si ritirava il pacco, si andava a fare la raccomandata, i pagamenti, i bollettini, la pensione. Certo. Adesso sono multifunzionali, sono anche luoghi dove ti spingono all'investimento, al deposito, avere un conto, vero? Certo. Cosa sono? Cosa sono diventati? Il cambiamento dell'ufficio postale è un aspetto positivo. È qualcosa che sta al passo con i tempi. Per quello sono ancora più importanti. Appunto per questo la centralità è sempre più importante. Non è più solo un luogo di servizio, ma è una multi-utility. Si può andare per fare accesso al credito, per il risparmio, per servizi nuovi e innovativi come le bollette, il gas, l'energia e quant'altro. Però sempre radicato con quella presenza e vicinanza nel territorio, perché se viene a mancare quello, l'ufficio postale diventa un luogo vuoto, diventa un non luogo. Se manca l'intermediazione, se mancano le persone, se manca il personale per rendere questa offerta attraente, e allora sono degli immobili destinati a spegnersi. Voi sindacato avete detto presidi di democrazia, leggevamo prima nella slide, perché? Perché nell'ufficio postale il cittadino può esprimere appieno il suo diritto di cittadinanza, che sia nelle aree sul cucuzzolo della montagna, che sia nelle zone depresse della pianura, o che sia all'interno delle grandi città e dei grandi luoghi urbani. L'idea del presidio nasce per rendere tutti i cittadini sullo stesso livello e accedere agli stessi servizi. I lavoratori del settore che cosa manifestano? Che tipo di problemi hanno a questo punto? Ma i lavoratori sono quelli che... ci sono anche diverse problematiche. Certo, i lavoratori sono quelli che generalmente buttano il cuore oltre l'ostacolo,
perché riescono ancora con il loro modo e con la loro capacità di stare a contatto con le persone a mediare un po' questa nuova impostazione dell'azienda, che è invece molto più legata ad una logica di profitto. Quindi l'intermediazione con il cliente si fa solo se il cliente è qualcuno a cui posso proporre un investimento, qualcosa a cui posso ottenere qualcosa. Quindi non di servizio. Non di servizio. Una volta erano di servizio. E invece noi chiediamo che le due cose vengano contemperate, perché comunque c'è bisogno di quell'aspetto, cioè dell'aspetto del servizio, per poi favorire attraverso anche un processo di maturazione di una fiducia che va oltre, perché noi abbiamo delle persone che accedono all'ufficio postale perché si fidano dell'operatore, si fidano di questa azienda con 162 anni di storia sulle spalle, che in buona sostanza non ha mai fregato i propri utenti. E adesso invece iniziano un po' i cambiamenti, perché comunque anche gli impeti della privatizzazione la stanno mettendo sul mercato, come si dice. Ecco perché nel retaggio, dopo ce ne spiegherà bene anche lei segretario, culturale di molte persone anziane è un servizio pubblico, no? Certo. Le poste è un servizio pubblico, quindi ti dà quella tranquillità, e non vado in banca, metto in posta, sono sicuro, era Sono quello. sicuro, E certo. anche questo c'è una piccola alert, no? Allora, mi permetta di dire che di servizio di pubblico noi ormai garantiamo solo il servizio. Noi siamo a tutti gli effetti dipendenti di una SPA, quindi i dipendenti di Poste sono dipendenti di un'azienda privata. Non siamo più parte del Ministero, ancora dagli anni 90, però è rimasto ovviamente, garantendo quel servizio alla cittadinanza, molto di quel presidio pubblico, di quell'idea pubblica dove appunto la gente va nell'ufficio postale perché si fida dello Stato, si fida di mettere i propri risparmi su un buono, su un libretto, per evitare di essere fregati, diciamo, dalla finanza. Riduzione degli orari, riduzione degli sportelli, poi ci spiegheranno nella zona, per esempio, cosa vuol dire nel Polesine anziché in altri territori, Bellunese, paesi di montagna, certo. Sparire è una tragedia. Comporta anche licenziamenti, comporta qualche cosa per i dipendenti? No, dal punto di vista interno queste operazioni per ora sono indolori, mi permetto di dire, nel senso che fortunatamente non siamo di fronte a delle procedure di messa in uscita del personale. Di sicuro siamo di fronte a un processo di minori ingressi, di sicuro l'azienda sta riducendo il turnover, seppure in questo periodo ha molto cambiato anche l'aspetto generazionale ormai delle persone che lavorano, perché quelli che prima o poi alla fine questa Fornero l'hanno raggiunta stanno andando in pensione, ma il numero degli operatori che li sostituiscono in questo turnover sono inferiori, e questo genera poi un gap fra quella che è ancora la richiesta magari del territorio e quelle che sono invece le prerogative aziendali. E noi questo denunciamo all'interno dell'azienda, cioè di creare una sorta di circuito vizioso in cui, se io non garantisco ancora quel livello di servizio che mi viene richiesto dalla cittadinanza e dall'utenza, allora io sto creando le condizioni per fare in modo che le persone vadano altrove e che quindi poi si snaturi il luogo fisico ufficio postale, e quindi si creano le condizioni per poi in futuro poter dire: allora riduciamo i giorni di apertura, allora riduciamo l'apertura pomeridiana, perché nell'ufficio non ci stanno andando più le persone. Ma questo non è perché le persone, vero, si stanno abituando anche ai nuovi sistemi, ma soprattutto dal nostro punto di vista e per l'inerzia che l'azienda sta mettendo in atto di dire: io li abituo ad un piccolo disservizio un po' alla volta, e stanno continuando, anche se la pandemia è finita, mesate e mesate di chiusure degli uffici postali in alcuni piccoli comuni. Noi abbiamo stilato in questi giorni, prima di questo incontro, province come Belluno piuttosto che Rovigo, andiamo a conti di 800 giorni di chiusura nel totale degli uffici postali, su dei territori dove il numero degli uffici è anche
molto minore rispetto ad altre realtà. Per spiegare a chi ci ascolta un attimo questo meccanismo, dopo daremo tutto lo spazio al sindacato che ha qualcosa da dire. Se un SPA, se sei in concorrenza quindi con altre entità che possono fornire un certo servizio, a parte per il discorso delle poste in senso stretto, però per gli investimenti, per tutto, quindi non sei più sportello al cittadino per il conto corrente, già anche le banche sono meno, per carità. Che vantaggio hai a sparire dei desiderata di certi infatti, target? diciamo, in questo si nasconde un'occasione mancata secondo noi per l'azienda, cioè stare sul territorio può essere per tirare su tutta quella clientela che ha difficoltà oggi magari. Già vive una desertificazione sul proprio territorio e l'ufficio postale può essere, diciamo, l'ultimo e l'unico presidio all'interno di quelle realtà, dove allora si può coniugare la logica del servizio al cittadino, la logica del profitto aziendale con la commercializzazione di nuovi prodotti e anche della collaborazione con la pubblica amministrazione, perché appunto derivando ancora da quel peccato originale di ruolo statale, magari poter essere un presidio decentrato per, appunto, come sono oggi gli uffici Polis, avere accesso alle certificazioni anagrafiche, ai passaporti, a tutta una serie di nuovi servizi che stanno diventando ovviamente un motivo per tenere aperto l'ufficio postale, però l'ufficio postale deve essere un luogo vissuto, c'è bisogno del personale perché altrimenti diventa un non luogo. E allora andiamo a certi territori. Ha citato il discorso del territorio di Rovigo, ma anche di Belluno. Sono due aree in modo particolare dove diventa importante se un paese non è vicino all'altro, se non è facile spostarsi da una realtà all'altra, i mezzi di trasporto. Stiamo parlando di un target di pensionati, magari con una pensione non altissima. È un problema? No, è un problema enorme, nel senso che, appunto, come si diceva rispetto alla situazione, la gente era abituata sia per ritirare la pensione, perché tutti non hanno l'home banking o altre forme per poterla avere, non tutti hanno lo SPID, il CIE e tutte quelle forme per poter fare, in particolare o hanno la capacità anche di poterlo utilizzare. Nello stesso tempo abbiamo una popolazione, lo chiamiamo oggi noi inverno demografico, cioè dove sta sempre più invecchiando, in particolare il Polesine, dove si sta popolando, in particolare nella zona dell'area, voglio dire, interne, sono zone dove hanno difficoltà di trasporto, difficoltà di mobilità, situazioni di questo che tocca l'aspetto sia per quanto riguarda gli uffici postali, che era un presidio importante per tutte le operazioni che sono state accennate e che quindi lì l'anziano trovava un punto di riferimento ai fini anche del ritiro della sua pensione e delle sue considerazioni. I dati che abbiamo su Rovigo sono dati preoccupanti, perché entro novembre 2026 si parla di 70 unità in meno di personale da 220 che erano, quindi vuol dire una riduzione estremamente rilevante rispetto a questo, quindi non dai più un servizio alle persone come li sposti. Ma penso anche comunicare. Pensiamo alla realtà, voglio dire, Bassa Polesana, non so, da Pila ad Adria come ci arriva uno, non ci sono mezzi, ma lo stesso vale per la questione legata al problema sanità, ad altri problemi, quindi c'è una desertificazione del territorio. Poi ci fanno norme di intervento sulle aree interne, però di fatto non costruiscono le condizioni perché queste si popolano, si continua a mantenere una situazione dove i giovani se ne vanno, rimangono solo anziani e gli tolgo quelle strutture di servizio, perché se poi andiamo a vedere anche la questione legata alla scuola, che è un altro servizio che è importante, però non faccio deroghe, quindi non ho un numero sufficiente di alunni, chiudo la scuola oppure unisco i plessi, quindi chiudo i servizi postali, chiudo le scuole, non do un servizio legato anche a un problema sanitario. È evidente che questo tipo di situazione mi determina una condizione di disagio enorme. In particolare abbiamo tantissimi anziani che superano i 75 anni nelle nostre realtà, la popolazione è diminuita di altri 400 abitanti nel Polesine, quindi è una popolazione che siamo intorno ai 230.000, una realtà estremamente
bassa, ed è chiaro che l'intervento invece nelle aree cosiddette interne, nelle aree periferiche, questo tipo di servizi che vale come per la farmacia, voglio dire. Certo. Se io tolgo quei determinati servizi non do più le risposte che devo dare ai cittadini e quindi si crea un problema, non a caso, come era stato detto rispetto alla questione legata alla modifica che vogliono fare, lo stanno facendo anche le banche. Le banche addirittura, voglio dire, stanno creando condizioni per cui chi non ha gli strumenti informatici tendono ad eliminarlo come cliente, ma adoperano soltanto, diciamo, no, figure che hanno la capacità di poter adoperare, diciamo, no, gli strumenti informatici, e quindi creano quelle forme che è quella che se tu vuoi quel servizio allo sportello lo paghi in modo, diciamo, no, superiore rispetto al fatto, mentre se tu fai col sistema informatico non paghi nulla, hai solo il costo normale. Questi sono gli elementi. Ci sono anche questioni di sicurezza. Dopo torniamo su questi temi. Abbiamo visto anche una slide che è molto interessante, che ci dà dei numeri che ci fanno capire la portata del problema, perché la questione non è solo territoriale di un'area, certo, dove magari è più evidente, però è un problema proprio di caratura nazionale e i numeri sono spaventosi, perché sono stati chiusi oltre 700 uffici postali negli ultimi 10 anni. Eccola qua, lo vediamo. Per centinaia di sportelli sono stati ridotti gli orari con giorni alterni, chiusure pomeridiane, quindi uno deve segnarsi come le visite al medico generico, segnarsi quel giorno in cui c'è, non c'è, con una forte però contrazione anche dell'organico, e questo è un altro aspetto. Dalle 143.000 unità del 2015 siamo arrivati a 120.000 nel 2023. Torniamo su questi temi sempre con i nostri ospiti dopo la pubblicità, tra poco.